Perfetto. Ecco, io come sempre mi devo scordare qualcosa perché il post su Telegram di ogni tanto ne scordo sempre qualcosa, ogni tanto. Ne scordo sempre qualcosa. Fammi abbassare il volume qui. Perfetto, allora aspettiamo che arrivino le prime persone. Allora, posto. Dio mio, perché tutto all'ultimo faccio, maledizione. Non prendere esempio da me. No, no. Non Come prendere se esempio non da me. l'avessi già preso anche prima di conoscerti, purtroppo. Maledizione, una cosa bruttissima. Post fatto, storia su Instagram. Eccoli già i primi che arrivano. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Cri, ciao Miguel, ciao Gold Serie A, ciao Padre Pioli, ciao Gabriele, ciao a tutti ragazzi, ciao Mario. Come potete vedere oggi ragazzi sono in buona compagnia perché sono in compagnia di Pietro. Io mi auguro che voi tutti lo conosciate, se non lo conoscete è un problema. Oh. Minchia. Se non lo conoscete, purtroppo non ho fatto in tempo, però cercate Pietro Pani su YouTube, trovate il suo canale, ovviamente anche lui tifoso del Cagliari, ma penso sia futile dirlo, è Beh, scontato. È veramente scontato. Allora, ragazzi, ci vediamo dopo un anno di tribolazione, dopo un anno e mezzo di tribolazione, inclusa anche la scorsa stagione. Ciao a Marco, ciao Dan, ciao Candy, ciao Fabrizio, ciao a tutti, ragazzi. La maglia di Cherry dov'è? Non ho il coraggio di prenderla, né quella di Cherry né quella di Ligo, non ho il coraggio. Intanto Gri dice grande Pietro sei il numero uno come Miro. guarda, grazie, ma penso sia abbastanza azzardata come cosa, eh. Comunque, Eh, stiamo parlando di uno che insieme ad Andrea ha iniziato a portare il Cagliari su YouTube, quindi non, per adesso neanche a paragone, però grazie lo stesso. Andrea è il padre fondatore di noi Esatto. youtuber del Cagliari. Esattamente. Ciao Kenny. Tra Ciao l'altro ho Mario, tutto a posto. provato a portarlo oggi, ma purtroppo per impegni lavorativi non è potuto esserci. Ecco, vedi, un'altra cosa mi sto a scordare, vedi. Io niente, devo fare le cose con calma, le devo fare. Con calma, maledizione. Ecco fatto, tanto. Fatto, perfetto. Allora quella di Asamoah devo prendere, ma col cazzo. Ma col grande cazzo che prendo quella di Asamoah. Allora, ciao Andrea, ciao a tutti ragazzi. Ciao Manuel, eccomi arrivato, buon pomeriggio. Sono stato felice per la salvezza, ci erano tutti per spacciati, ma il Cagliari ha zittito tutti in missione compiuta. Ha zittito soprattutto me, perché io sono stato il primo a dire che secondo me, dopo la partita col Torino e fino al 90° minuto di Cagliari-Parma, noi eravamo in Serie B. Ed è quello che i dati dicevano. Però sono felice che il Cagliari mi abbia smentito, felice che il Cagliari sia rimasto in Serie A e felice che sia rimasto giocando così, che non è una cosa così scontata, assolutamente. Io per correttezza voglio lasciar parlare l'ospite e chiedere a Pietro cosa ne pensa di questa salvezza, cosa pensava, io me l'ha detto off camera, però se pensava se il Cagliari si salvasse e come vedrebbe bene il progetto per il futuro Cagliari, su cosa ripartire, su cosa non ripartire. Vai Pietro. Ok, un secondo che faccio una cosa che mi dà talmente fastidio. Vai. No, non per altro, perché vedere il riflesso mio mentre parlo è un po' inquietante. Vai Allora, tranquillo. innanzitutto io non credevo alla salvezza, non ci credevo per il fatto che già dall'esonero di Di Francesco, che trovavo insensato dopo il suo rinnovo,
mi sembrava una presa per il culo. Prendere Semplici che non aveva, secondo me, sulla carta niente di più, niente di meno Di Francesco, ho detto sarà la base per la Serie B e vorrà cercare di farci scendere con dignità. Poi le prestazioni hanno iniziato a cambiare, abbiamo rivisto il Cagliari grintoso per poi fermarci nuovamente, là penso fosse l'apice della parabola discendente, poi invece è arrivata lo zampino di Cerri che come sempre ribalta qualsiasi situazione, ci ha riportati a lottare per la salvezza e ce l'abbiamo fatta. Il problema è che non riesco veramente ad esultare in modo troppo esaltato perché rimane comunque una stagione fallimentare per la squadra che avevamo, per le potenzialità che ha il gruppo, perché lo stesso Semplici l'ha detto dopo la partita di ieri che il gruppo ha delle potenzialità enormi, meriti a un allenatore che è riuscito a riunificarlo e a ritrovare la forza di un gruppo forte e che non si meritava sicuramente dato al 16° posto. Quindi l'unica esultanza che faccio è per essere riusciti a trovare l'allenatore per il futuro. E basta, tutto qua. Quindi anche tu ripartiresti da Semplici. Assolutamente sì. Beh, penso che direi non confermare Semplici, penso che sarebbe un atto veramente vile per quello che ha fatto il mister. Merita assolutamente la riconferma perché ha dimostrato anche a livello mentale di poter combattere in situazioni così pesanti. Quindi assolutamente Semplici penso deve essere il tronco dell'albero che sarà poi il Cagliari in futuro. Intanto Fabrizio scrive: Cagliari salvo, è stato un campionato misero, umiliante, meriti comunque infiniti a Semplici. Adesso sono proprio curioso di vedere se questo presidente lo confermerà. Con questo nulla è scontato. Ma io penso che se non arrivi una riconferma è per volere di Semplici. Però da quelli che si dice, perlomeno Semplici a Sky ha comunque dimostrato di voler rimanere e io ne sono estremamente felice. Il presidente ha dimostrato di voler continuare con lui, quindi credo che si continuerà su questa strada e mi auguro che sia così. Antonio dice: Ciao Miro, mi sei piaciuto ieri, ma non solo ieri sera su Salotto Rosso Blu, quando hai detto su Asamoah stampella umana. Effettivamente Asamoah è una stampella umana. Ho avuto ragione che Kairi si sarebbe salvato, ma Antonio, io non ci credevo. A quanto pare anche Pietro ha detto che non ci credeva e sinceramente non azzarderei nemmeno a rinfacciare chi ci credeva o meno, perché la situazione era veramente tragica. Sono contento che chi ci credeva abbia avuto ragione. L'importante è rimanere sempre uniti sotto la bandiera del Cagliari e non dividerci tra di noi. Quella è la base. Io festeggio lo stesso, è un obiettivo raggiunto. Sì, Albe, però non doveva essere questo l'obiettivo. Esatto. Ecco, dovevamo combattere per altri lidi. Intanto Psycho ci saluta. Ciao Psycho. Poi Manuel ci chiede un nome, anzi ce ne dice due di nomi, però uno te lo chiedo, perché mi interessa sapere la tua. Ma per un Simeone dato quasi certo per partente, tu un Simi dal Crotone, come lo vedresti? Ma guarda, se riconferma le sue doti, assolutamente bene. Cioè, perché non, ormai è inutile basarsi sul grande nome che attira soldi, anche perché Simeone, nonostante le sue prestazioni senza gol, sta attirando soldi dall'Inghilterra, non so come. Sì, mi ha fatto, mi pare, 20 gol stagionali, Sì, o sbaglio. sì, Cioè, sì, sì. è uno che se lo prendi, secondo me, se resta a questi ritmi è una garanzia. Quindi io con i soldi di Simeone mi ci butterei a capofitto su Simi. Poi non so te.
No, assolutamente. Lo dissi già dal primo anno del Crotone in Serie A che Simi era un attaccante su cui il Cagliari doveva assolutamente portare. Cioè, il Crotone sta retrocedendo avendo un giocatore che si trova nei top 5 realizzatori della Serie A, che è un qualcosa di veramente assurdo. Una cosa del genere non si vedeva penso, da Igor Protti, quindi da parecchi anni. Ehm, Lorenzo dice: Ciao Mire, eccoci più contenti che mai. Assolutamente, anche se la felicità doveva essere per altri motivi, non per una salvezza. Vabbè. Poi Albe ci chiede: Ragazzi, volevo chiedere una cosa: come interpretare la faccia strana di Marin a fine partita? Io sinceramente non ho fatto caso a nessuna faccia. No, ma neanche io, sinceramente. Speriamo non sia un preludio, un'accessione, perché fortissimo, io penso debba essere uno dei cardini. Se la giocherà con Rogue, se Rogue si prenderà dall'infortunio, quindi teniamocelo stretto, non creiamo polveroni adesso. Assolutamente. Allora, era Posso l'obiettivo minimo. segnalarti un Dimmi, commento dimmi. importante, quello di Alessandro Usai, la svolta è stata Pavoletti al posto di Simeone. Tu che Simeone non hai sempre avuto un debole, perché comunque è un attaccante che non ti piace e non hai mai avuto alcun problema a dirlo. Mhm. Però pensi che sia stata veramente una svolta per il Cagliari? Pensi che abbia portato degli aspetti positivi il fatto di usare Pavoletti costantemente o alternarlo con Cerri, quindi due punte di peso al posto di Simeone, o avresti voluto puntare su altro? Beh, c'è da dire che c'è una partita in particolare in cui Pavoletti ha fatto la differenza, che è stata quella contro il Crotone, in cui da solo è riuscito a fare un gol e a rimediare un rigore. Ed è una partita che ha deciso lui. Sommariamente, penso che Pavoletti ha avuto un peso molto più pesante di quello che avrebbe avuto se avesse giocato al suo posto Simeone, perché Simeone, tolto il gol alla Juventus, era in una crisi nera. E mi dispiace. Sicuramente ha avuto un peso importante per quanto riguarda la cattiveria agonistica in campo, ma non penso che sia stato poi così importante per la salvezza in Mm. generale del Cagliari. Ripeto, la partita con il Crotone è stata spettacolare, l'ha decisa lui, l'ha decisa proprio Leonardo Pavoletti quella partita. Ma nel complesso stiamo parlando di un giocatore che ha fatto, se non mi sbaglio, 2 gol e un assist. Quindi a livello meramente statistico, quello che ci ha messo Pavoletti non ha influito più di tanto. Ecco. E lo terresti? No, Mm. io l'avrei venduto già dopo il primo anno, però io capisco che sono di parte, quindi è una cosa mia. Tu lo terresti, Pavoletti? Non lo so, perché comunque a livello statistico non ha reso, però tatticamente ha fatto muovere qualcosa, era l'attaccante che, considerata la rosa, serviva semplici, però io ti dico, se troviamo qualche attaccante maggiormente realizzativo e anche un po' più giovane che magari abbia già superato sia problemi fisici, ma sia anche una staticità nel giocare, perché Pavoletti sempre quello fa, non è che lo trovi a Sì. fare compiti diversi. Potrei anche a malincuore sacrificarlo, a malincuore perché anche una persona che ho conosciuto dal vivo è veramente una persona splendida, però davanti alle esigenze di squadra penso che lo sacrificherei. Assolutamente, poi qui non ci permettiamo minimamente di giudicare la Certo. persona, io men che meno, visto che non li conosco. Sicuramente, e si vede che Pavoletti è una bravissima persona, lo si vede. Però a me, calcisticamente parlando, non mi piace, ecco. Intanto ci tengo a rispondere a un commento di Marco che dice: Comunque non si spiega il mistero Sottil. Il mistero Sottil si spiega benissimo, lo ribadisco e lo ripeto. Allora, Sottil, io penso che sia così. Prendete quello che dico
come lo volete, per me è la verità. Sottil non gioca per motivi contrattuali, è guarito dall'infortunio già da un mesetto e mezzo probabilmente, era già stato convocato un mese fa per la partita con il Parma, convocato in panchina, cioè sulla distinta dei convocati. Ovviamente non ha giocato perché molto probabilmente il Cagliari ha nel contratto di Sottil una clausola che prevede l'obbligo di riscatto, intanto fischiato, scusate, l'obbligo di riscatto qualora Sottil raggiunga X presenze. Il Cagliari evidentemente non vuole riscattarlo e quindi non gioca. Anche ieri ho visto sotto il post di Instagram c'era un'euforia pazzesca per il fatto che Sottil fosse ritornato in panchina, quando in realtà c'era già ritornato contro il Parma. Però non giocherà, ragazzi, cioè non giocherà nemmeno l'ultima col Genoa, perché sennò il Cagliari obbligatoriamente a quanto pare dovrà riscattarlo. E rinunciamoci, non è un mistero, penso che ormai sia abbastanza palese. Mi dispiace perché poi Riccardo è un giovane su cui io avrei puntato molto volentieri, molto molto volentieri. Mi dispiace che gli venga riservato questo trattamento. Ma tu sai le cifre del riscatto? Io so che il Cagliari ha fatto per Sottillo un prestito con diritto di riscatto e la Fiorentina ha un diritto di controriscatto a 14 milioni, se non erro, oppure il diritto che deve esercitare il Cagliari è di 14 milioni, però le cifre esatte non te le so dire. Boh, a meno che non lo stiano facendo per evitare il controriscatto e versare direttamente il prezzo cash, ma non lo so, perché anche a me dispiacerebbe veramente tanto cederlo. Sì, È molto molto forte. assolutamente. Infatti, qualcuno dice: Non è un mistero, Sottile non deve giocare per non essere riscattato. Penso che ormai sia diventato abbastanza palese, veramente palese. Più che altro mi fa male vedere gente che si illude ancora Sottil quando la situazione è diventata così evidente che mi fa strano vedere che qualcuno non riesca a capire quello che sta succedendo. Sottile era in panca, sì è vero Padre Pioli, Sottile era in panca, ma lo era già contro il Parma e anche lì non ha giocato. Quindi intanto Claudio ci saluta, a me e a te Pietro. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Non scordiamoci il conto di scatto, assolutamente non ce lo scordiamo. Vediamo un po'. Ciao grandissimo Miro, finalmente siamo salvi, la è nostra e godiamo fino alla fine. Beh, godiamo, diciamo che ci siamo accontentati. Ora battiamo il Genoa e facciamo i 40 punti. Ormai la partita col Genoa penso che abbia perso totalmente l'appeal e niente, cioè a prescindere da come andrà a finire è uguale. Non so tu cosa ne pensi, Pietro, ma credo che ormai il campionato del Cagliari sia finito dopo Benevento Crotone. Sì, cioè, beh, magari per vedere all'opera qualche primavera non sarebbe male. Assolutamente, Magari per vedere. vedere l'esordio di Luvumbo che lo stiamo aspettando da 8 mesi praticamente. Ma io vorrei vedere anche qualcuno un po' più, magari un Contini, un Ah, De anche, Sogus. esatto. Mi piacerebbe vedere qualche ragazzo della primavera tornare ad essere utile in prima squadra. Intanto, ciao Giorgio, ti mando un bacione. Allora, credo che Sottile sia stato il vero problema dello spogliatoio. Si spiegano tante cose. Non credo che Sottile sia il problema. Non credo proprio. Daniele, è arrivata l'ora di comprare le altre liste da gioco da regalare a mio figlio. Sii gentile, dammi il modo per l'acquisto. Guarda, ti dico, il sito si chiama KK Goal. Appena ho la possibilità ti giro il link qua sotto, però basta che cerchi su Google KK Goal e trovi il link del sito delle maglie. Allora, Claudio fa una domanda interessante. Secondo voi la società andrà a svendere la rosa?
Secondo te, Mm. Pietro? Guarda, svendere no, ma farà molte cessioni anche inaspettate. Perché alla fine, anche se io ho notato che c'è sempre una sorta di scetticismo da parte di noi tifosi a inizio stagione, perché critichiamo tanto certi elementi di spicco, ma poi quando arriva la cessione, no, dai, manteniamoli come secondelline. Secondo me verrà ceduto Simeone quasi sicuramente, idem per Pavoletti, Cerri sarà sempre in bilico, Nandez non verrà blindato, nel senso, Giulini cercherà di tenerlo, ma ad una cifra alta potrebbe anche venderlo. Ma io mi aspetto anche cose a centrocampo, un Duncan, non lo sappiamo se lo terranno. Non sappiamo di Nainggolan, non sappiamo di Cepitelli. Cioè, secondo me ci saranno cessioni inaspettate, però non uno smantellamento totale. Secondo Sono te? d'accordo con te. Mm. Sicuramente non verranno svalutati, perché comunque ci siamo guadagnati la permanenza in Serie A e quindi non verranno svenduti a prezzo di saldo. Claudio dice Pavo rimane, lui e Joao Pedro rimangono. Mm. Vedremo, vedremo. Io so che invece Paoletti non ha il posto così sicuro, ecco, però staremo a vedere. Sicuramente in attacco il nome certo che partirà è Simeone. Eh, vedremo. Sicuramente andrà costruita una rosa. Io mi auguro che questa volta il presidente si affidi in toto al DS, perché abbiamo la fortuna di avere Capozucca, che è un qualcosa che è una persona che diciamo di mercato ne sa qualcosina e quindi si possono gettare veramente delle basi molto molto solide per quello che è il futuro del Cagliari. Eh, staremo a vedere, sarà molto intrigante vedere la situazione. Eh, eh, eh. Vediamo un po'. Bisogna pensare pensare e programmare il futuro con cessioni e acquisti a partire dalla difesa. Sicuramente, sicuramente. Quella è la base. Perché bisogna che il Cagliari incominci un progetto che sia il più serio possibile, il più duraturo possibile. Che non deve portare un guadagno per forza nell'immediato, ma che mi dimostri che la società voglia fare sul serio. È quello che a questo punto io chiedo. Non so se Pietro chiede anche lui queste cose. Sì, sì, ma penso che nessun tifoso si aspetti l'Europa al primo anno di un progetto nuovo. Bisogna almeno chiedere una salvezza tranquilla, vedere innesti mirati e sapere che è un progetto che crescerà. Cioè, se l'anno prossimo arriviamo decimi, ma io ci metto la firma anche adesso, almeno per dimostrare che è un progetto che può crescere facendo acquisti giovani, giusti, anche di esperienza, ma come un progetto che è stato quello del Sassuolo, per dire, o dell'Atalanta stessa. Un progetto che è iniziato dal basso ed è cresciuto, perché noi a volte sbagliamo a mettere pressione parlando subito di Europa. E anche il presidente ha sbagliato quest'anno a fare subito grandi acquisti strapagati per poi arrivare sempre nello stesso punto. Diciamo che Giulini in ogni annata che ha avuto a Cagliari ha sempre avuto la fissa di portare il grande nome Esatto. per esaltare un po' la piazza. Il primo anno di Giulini non è stato un giocatore, ma è stato l'allenatore, ovvero Zeman, e i risultati si sono visti. In Serie B forse è stato l'unico anno in cui il grande nome è mancato, ma l'anno dopo c'è stato Borriello, poi ci sono stati Van der Wiel, Serna, Godin, Nainggolan. Diciamo, cerca sempre di tentare il colpo altisonante, ma di nome che sulla carta forse l'unico che di concreto ha dato il suo apporto è stato Borriello e Nainggolan l'anno scorso, perché per il resto veramente poca roba. Comunque su Twitch basta che fai punto esclamativo Twitch e il bot ti dovrebbe rispondere con il link per il mio canale Twitch, qualcuno l'aveva chiesto. Rispondo a Matte che molto probabilmente, se non quasi sicuramente, Rog non giocherà gli ultimi 10 minuti di Genoa-Cagliari, di Cagliari-Genoa, perché comunque è tornato da poco in gruppo, sarebbe assurdo farlo già
farlo già esordire, farlo già tornare contro il Genoa. Esatto, Gabriele, forse in Serie B Storari, è vero, c'hai Sì, ragione, me l'ero è vero. totalmente scordato, è vero, c'era Storari. Poi Claudio pone un'altra domanda molto molto interessante. Vogliamo parlare di Valukiewicz da super titolare con Di Francesco a panchinaro? E io questa è una cosa che non ho capito, perché da Beh, quando è arrivato Semplici, tolta la partita di ieri, Klavan e Valukiewicz sono totalmente spariti dai radar e non riesco a capire il motivo. È vero che c'è un Carboni, abbiamo trovato un Carboni che è di una personalità, penso al momento attuale sia il migliore in difesa. esatto. Però non mi spiego nemmeno la sparizione di Valukiewicz, perché qualche errore è chiaro che l'abbia fatto, però da metterlo sempre in panchina mi pare esagerato. Sì, non si può negare il talento che ha Valukiewicz, cioè era uno che era una garanzia con Di Francesco, ma anche ha iniziato ad esserlo già con Zenga, quindi davvero non capisco dove sia finito. E a quel punto, se proprio qualcuno voleva scatenare un piccolo polverone sullo spogliatoio, vorrei dire, chissà se magari ci sono stati screzi, anche se non penso, cioè, ho visto un gruppo unito, però non lo so, è proprio sparito dai radar, anche Klavan, fino a ieri non si sono più visti e non saprei. Semplici ha preferito puntare magari sull'esperienza di Cepitelli che non vedeva il campo da un sacco, perché Io Cepi non direi per giocava evidenti mai. motivi. Beh, tipo no, ma spiegati meglio, perché non... No, perché nelle ultime partite Ceppitelli dire che ha fatto delle cazzate mi sembra un eufemismo. Beh, in effetti. Cioè, la partita col Benevento penso sia abbastanza eloquente ed è lì che mi sorge spontanea la domanda perché giochi lui e non uno come Valukiewicz o anche un nome come ha fatto adesso Marco come Rugani che è stato preso all'ultimo secondo in pieno mercato invernale e poi lo tieni in panchina per far giocare Ceppitelli. Beh, mi sembra un po' assurda come cosa. Allora, leggiamo un po' di commenti e state scrivendo in tanti, veramente in tanti, faccio fatica a starvi dietro. Allora, per Sottile hanno parlato Giulini e commesso alla Sardegna Arena per alla partita per il prolungamento del contratto, quindi tutto rimandato al 2022, ora vediamo come va a finire. Non so se possono prolungare questo tipo di contratto, però me lo auguro visto che Sottile è tanta tanta Speriamo. roba. Clavan non lo terrei, personalmente nemmeno io terrei Clavan, non so tu Pietro. No, no, via, via. Ha già dato. Ti faccio una domanda io. Godin, tu lo terresti? Sì, io mi sentirei di dargli un'altra possibilità perché ci sono state partite in cui è stato sontuoso, anche ieri per esempio. Mhm. Quindi non lo so, non lo farei partire sempre titolare, ok, però non dico neanche che lo svenderei. Un'altra mezza stagione gliela farei fare, poi vedrei. Poi non so te. Io lo terrei se si riducesse lo stipendio, perché Mm, 3 milioni all'anno per come sta rendendo è sono vero. eccessivi. È vero che ti chiami Diego Godin, ma non vale la spesa che il Cagliari sta compiendo per lui. Quindi me lo terrei, ma solo in caso si abbassasse lo stipendio a massimo massimo 1,5 milioni. Cioè, Mm, se non prende più di 1,5 milioni me lo tengo. in A effetti. 3 milioni all'anno, no. Poi il miracolo più grande di Semplice è stato De Jong. De Jong che anche ieri ha giocato molto È molto bene. vero. Veramente non me lo aspettavo, non me lo aspettavo e quando i giocatori fanno delle prestazioni in cui mi fanno ricredere di quello che penso, sono la persona più felice del mondo. Ieri De Jong mi ha fatto veramente ricredere. Ha sbagliato un Magari appoggio, perché ha sbagliato un appoggio, stava per fare una cappellata disumana. Però
secondo me è di gran lunga migliore rispetto al De Jong che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Magari è l'anno buono in cui lo teniamo da inizio stagione. Esattamente, esattamente. Tra l'altro con la gente che rientrerebbe dal prestito avremmo un centrocampo stellare qualora rimanesse anche Nainggolan, perché avremmo Nandez, Rog, Nainggolan, Marin, Ladinetti. Cioè, ragazzi, non lo so, non lo so. Vogliamo di nuovo salvarci con un centrocampo del genere? Anche basta. Cioè. Direi. Intanto ti saluta anche Roberto. Ciao Ciao Roberto. Roberto. 1,5 milioni per Godin e 2 forme di pecorino. Onesto. Ci sta, dai. Oliva, non so. No, forse torna anche Oliva. Sì, era in No? prestito solo. Quindi Oh, torna magari anche con Oliva. semplici, non lo so. Mai dire mai. Eh, Tornerà anche Seter, questo non Mamma è un mia. punto a favore, ma proprio per Cioè, niente. Setter Ma è io una lo lascerei mascotte volentieri al come... Pescara. È Eh, retrocesso con loro. è un po' come a Samoa, è una mascotte Setter. Cioè. Mamma mia. Mianghè ancora del Cagliari, se non mi sbaglio è stato ceduto a titolo definitivo Mianghè. Sì, sì, ce ne siamo liberati alla grande. Come ci siamo liberati ragazzi di Farias. Strano ma vero, Farias non è più un Finalmente, giocatore del Cagliari. finalmente. Ho sentito proprio un finalmente pesante proprio. Liberazione, esatto. Penso che tornerà pure Despotov. Despotov deve tornare perché lui è nato il mio stesso giorno, quindi deve diventare il paladino del Cagliari. Despotov. Tutti i secondi che tornano dai partiti sono il lardo che Homer si lega dietro la Dai schiena. Dai prestiti. prestiti, infatti. Però sono giocatori che potrebbero essere molto molto funzionali. Cosa ne pensate di Tiro Luvumbo in prima squadra? Magari, ma anche Io, subito. Cioè. io preferirei vedere altri in prima squadra. Però mi piacerebbe anche vedere Luvumbo perché ormai è diventato più un meme che un giocatore, quindi Infatti, mischino. quindi mi piacerebbe. Lo prendereste Simi? Abbiamo detto, abbiamo già risposto prima, assolutamente sì. Cosa ne pensiamo di Asamoah? Io penso che sia un ex giocatore. Non so tu, Pietro. Ma sei stato abbastanza esaustivo, cioè, niente da dire. A parte che è arrivato a Cagliari con questa brand in manna di Aici, sembrava Homer. Cioè, ma veramente stiamo a parlare ancora di Asamoah? Ma anche no, per favore. È stato il grande nome del mercato di gennaio e se lo può prendere bene bene il culo, un grande nome, sinceramente. Grande nome inteso come stazza e non come qualità, Esatto, ovviamente. esattamente. Lovumbo l'ho visto contro l'Ascoli ed è stato imbarazzante. Io la partita non l'ho vista quella contro l'Ascoli, quindi mi astengo dal giudicare. Però qualche partita della primavera l'ho vista e mi sembra uno che a parte la velocità e un minimo di dribbling quando non intreccia le gambe da solo, non abbia così tante qualità. Poi è chiaro che Il stiamo Barco. parlando di un classe 2002, se non mi sbaglio, quindi il tempo per migliorare c'è. Però lo Spezia è l'unica squadra a cui abbiamo affidato Farias e non è retrocessa. È stata l'unica. La maledizione Farias quest'anno non ha colpito. Resterà Gaston Pereiro. Oh, questa è una Eh, notizia che a me personalmente fa molto piacere. Tu, Pietro, cosa ne pensi di Pereiro? Ci punteresti per l'anno prossimo? sì, per quanto sia ancora un po' macchinoso, tecnicamente è uno che è superiore a molti altri. Cioè,
Io non dico che lo metterei proprio al centro del progetto, come dice Luca, per esempio, però lo voglio tenere, perché secondo me ha doti anche da mezzala, da trequartista, non solo da attaccante come l'aveva schierato Di Francesco. Lui ha una tecnica tale che può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, secondo me. Io pure farei affidamento su Pereiro, anche perché adesso andando a memoria, tolti i terzini sinistri, credo sia l'unico mancino che abbiamo in squadra. Sì, Quindi fa sempre comodo, fa sempre comodo. Giorgio dice De Socus invece tanta roba, darei la precedenza a lui. Anch'io prima ho detto De Socus è vero. perché secondo me sarebbe un altro giovane su cui il Cagliari potrebbe tranquillamente puntare. Via Pereiro, grazie a Ascolta, quel gol siamo qui a festeggiare, ah, è vero. ascolta Miro, a proposito di primavera, Sì, Masala, un esordio in prima squadra l'anno prossimo, come lo vedresti? Ancora troppo acerbo? oddio, stiamo parlando di un Eh, 2004. quasi 17 anni mi pare anche. Eh, comincerei per il momento a fargli fare un altro anno di primavera. Mm. Buttarlo in prima squadra mi sembrerebbe veramente troppo azzardato. Tu invece? No, ma io cerco sempre un po' di creare gazzosa, ma chiaramente è da preservare perché è un ragazzo di cui si sente parlare già da quando di anni ne aveva 12, quindi è un po' un talento alla barella, di quelli che se li tratti bene esplodono. Quindi è assolutamente da trattare come un gioiello, qual è. Assolutamente. Gam ci chiede, in caso di partenza di Cragno, tu punteresti su Sirigu o su Vicario? Vicario. Quoto, tutta la vita. Abbiamo il talento in casa perché andare a cercare altri. Assolutamente. Io farei, ovviamente, Vicario titolare, Ciocci diventerebbe il secondo e si va a prendere un terzo scrauso da qualche squadra. Esatto. Ed è quella lì che ti sei rifatto la terna dei portieri. Anche perché pure Ciocci a me piace tanto. Molto buono. Allora, mm, Tramoni lo vedrei bene come cameriere al chiosco. Matteo però, perché Lisandro invece è forte. Eh, Lisandro è forte. Gagliano è più forte di Tramoni. Torna anche Gagliano effettivamente, quindi avremo un'altra prima punta. Gagliano dov'era? Gagliano adesso sta all'Olbia. Ah, io vorrei vedere anche Marigoso che torna, che è Anche sempre messo lì Marigoso a torna Olbia pure a lui all'Olbia. marcire. Sta. Ne torneranno intatti, in tanti, in tanti. Aresti rimane come terzo, è vero, c'è ancora Aresti, me l'ero proprio Eh, scordato. allora Aresti, abbiamo già la terna dei portieri a posto. perfetto. Ciao Christian. A me Matteo non mi ha mai detto niente, mi è sembrato uno molto anche fuori luogo, cioè mi sembrava abbastanza sperduto quando schierato in campo. Lisandro invece con Esatto. la primavera ha dimostrato molto, ha dimostrato veramente molto. Mm. Ciò c'è più un attaccante che un portiere. Se fosse entrata quella rovesciata che ho Mamma visto mia, tempo fa, mamma mia. da pazzi, veramente da pazzi. Anche Calabresi non è malaccio, effettivamente non è male Calabresi. Non è male, però tornerà a fare gol, perché è in prestito secco. No, Eh sì. no, cazzo, io me l'ero A dimenticato. meno che non facciano una cessione, ufficializzino questo scambio come una cessione, dovrebbe tornare Faragò da noi e andare Calabresi al Bologna. Cioè, tu non mi puoi dare queste notizie così a freddo, no, no, no. Ahimè è così, ahimè è così. Purtroppo è così. C'è il titolare contro il Genoa, perché no? Tanto, ormai. Sì, per quello che vale la partita.
Il prossimo anno titolo umbro in prima squadra per forza. Ragazzi, basta con sto meme vivente. Cioè, Poi il miniatore ci chiede: Ciao Miro, ciao Pietro, come state? Bene. bene. Siete contenti della salvezza anche se il minimo che potevamo fare? Contenti, mi pare un parolone. Beh, si è Diciamo, risposto da solo, è anche meno del minimo che dovevamo fare, quindi diciamo che adesso possiamo goderci le partite con più tranquillità. Ecco. Però di certo non c'è nulla da festeggiare o da essere contenti per questa stagione. Faragò terzino pura poesia, puro vomito, però va bene. Ma Faragò non ha giocato manco una partita col Bologna, esatto. facciamoci due cazzo di domande. Cioè. Perché con noi era titolare? Bah, mistero. Un po' come il Lico. Anche se il Vabbè, no, Lico ieri ha è giocato diverso. bene. Ieri nulla da dire nemmeno al Lico. Ieri hanno giocato tutti Esatto. bene, quindi lo prenderesti coi Checea? Sì, ma lo darei alla Roma. Esatto. Buonasera Francesco. Adesso, dai ragazzi, ora aspettiamo le vostre domande perché vogliamo sapere, vogliamo che ci fate le domande. Vogliamo che ci fate le domande. Chi coprirà il ruolo di Nainggolan? Bisognerà vedere se rimarrà Nainggolan. Bisognerà vedere, perché l'Inter è in crisi finanziaria. Se non alza troppo il prezzo, secondo me Giulini proverebbe a prenderlo. Sì, tanto ormai è a casa. No, scusa se rido, ma no, ho trovato una citazione di Mihajlovic prima di una partita con Napoli, verso quando era marzo, Mhm. che gli hanno chiesto perché ha fatto 0 minuti prima della partita e lui ha detto non è mai stato con noi. Non sapevo fosse arrivato, cioè c'è proprio il virgolettato. Bene, bene. Quando si dice un calciatore che è determinante per la stagione, Esatto. proprio. Esatto. Intanto saluto anche Susanna, ti devo dire che io ho sempre detto che secondo me il Cagliari sarebbe retrocesso, quindi sono quello che alcuni chiamano Cucurra, però ho sempre veramente pensato che il Cagliari sarebbe retrocesso. Fortunatamente non è andata a finire così. Riconfermereste Semplici? Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì, l'abbiamo anche detto prima. Cosa ne pensate di Pereiro? L'abbiamo detto prima, e a Grandino è un giocatore su cui tutti e due, non so perché si è tolta la webcam. Vabbè, mi senti Pietro? Sì, sì, no, ti vedo semplicemente no, adesso, ok? Si è frizzata la webcam, ora Eh, risolvo. Abbiamo detto che Pereiro è un giocatore su cui tutti e due punteremmo volentieri per il prossimo anno perché merita. Pensi che dobbiamo puntare all'Europa anche il prossimo anno? calma, no. Oddio, esatto, esatto. Io più Quando che... lo... Ok, sfrizzato. Più che puntare all'Europa bisognerebbe puntare a creare le basi per un progetto serio e duraturo. Esatto. Prima impariamo a salvarci degnamente, poi possiamo pensare all'Europa. E ricordiamoci che c'è anche Assolutamente. la conference, quindi nel caso potremmo Esatto, conoscere questa nuova competizione. esattamente. Francesco, assolutamente sì, bisognerebbe puntarci, ma proprio a mani basse. Secondo me Nainggolan rimane anche perché ha la sua età e l'Inter non se ne fa nulla, però potrebbe venderlo comunque al miglior offerente e non è detto che questo sia il Cagliari, perché è in prestito secco. Ho sentito che Pavo e Giulini stanno preparando a Ah, Pago e sì. Giulini. Io non ho nemmeno idea di chi sia Pago, Allora, quindi mi pare che fosse un cantante cagliaritano che era andato a
a Temptation Island, in quel programma molto Ok, trash. bene. Sì, è una specie di cantante in teoria, Io non lo conoscevo, quindi ma meno non ne male. sapevo qualcosa. Saigo ci chiede, secondo voi semplice se rimane continuerà con la difesa a 3 o a 4? Con la difesa a 3 perché ha sempre usato quella. Esatto. Tanto basta che a Cagliari usi il trequartista e rinasciamo praticamente. Sì. Quindi, Allora, come pensate che sia il calciomercato estivo del Cagliari, facendo finta che Semplici sia confermato? Eh, oddio, io così su due piedi non ti so dire. Mi dovrei fermare a ragionare per bene. Non so, Pietro. ma servirà un regista di ruolo in primis, perché Semplici era solito usare un regista con i piedi buoni, perché alla spalla era così, a meno che non voglia appunto puntare su un 3-5-2 con trequartista e quindi magari rinforzerai la fascia sinistra perché hai solamente Dico Giannis. Però non saprei fare né nomi né niente. Allora, secondo voi farebbe scendere meglio la pillola del fallimento della stagione, vincendo anche quella col Genoa e magari posizionarci undicesimi? No, no, perché a prescindere dal posizionamento, quello che è successo quest'anno è un qualcosa di fallimentare tanto quanto quello che successe l'anno scorso, se non peggio. Esatto. Quindi, a prescindere da in quale posizione tu arrivi al finire di campionato, tu ti sei salvato nemmeno per una partita che hai vinto tu, ma perché una squadra già retrocessa ha pareggiato contro una squadra che si stava lottando la retrocessione alla penultima giornata. E il posizionamento non ti migliora la stagione, ti fa guadagnare qualcosina in più, ma veramente poca roba, non cambierebbe, secondo me. Non so se pure per te è uguale, Pietro. Sì, sì, tanto anche se arriviamo undicesimi lo sappiamo che stagione è stata, quindi la delusione rimarrebbe. Assolutamente. Intanto Antonio dice: Ma non dipende più dall'Inter perché Nainggolan è a fine contratto e decide lui dove andare. Non sapevo che Nainggolan fosse in scadenza, sinceramente. Quindi chiedo venia. E magari fosse allora, magari fosse. Se ritrovasse la continuità di prestazione, Nainggolan me la prenderei a mani basse, a mani bassissime. Tanto Giuseppe ci saluta e a me non dispiace Sirico potrebbe fare da maestro a Vicario, però Vicario potrebbe non accettare di rimanere ancora a 25 anni a fare il secondo portiere perché ha ampiamente dimostrato di poter tranquillamente fare Esatto, il primo. esattamente. Quindi se il Cagliari decide di puntare su Sirico, secondo me cazzata in mane, ma non per il valore di Sirico, ma perché il fatto che tu il portiere già ce l'hai, credo e sarebbe anche giusto che Vicario vada per altri lidi. Una piccola opinione sulle parole di Vigorito, ci chiede Grazia. Tu cosa ne pensi, Pietro? Mm, le ho ascoltate un po' con superficialità perché vedendo il replay del rigore non mi ricordo neanche che episodio fosse, comunque un episodio smentito giustamente dal VAR, sì, era il rigore sospetto Sì, sul giocatore del Benevento che non era da dare, o comunque si poteva anche non darlo perché secondo me la gamba di Viola stava già andando verso un tuffo olimpionico, però ha parlato molto di squadre del sud che vengono sfavorite e io dico, prima di dare sostanzialmente dei ladri al Cagliari, vorrei che si guardasse tutti i torti arbitrali che abbiamo veramente subito contro le grandi, ma fin da quando eravamo in Serie B, io avevo l'abbonamento l'anno della retrocessione, me lo ricordo, che per tutto il campionato abbiamo dovuto subire costanti
pressioni arbitrali a nostro sfavore, nonostante fossimo costantemente primi. Quindi sta parlando con tifosi che i torti arbitrali li vedono da 6 anni ed è inutile che si mette a complottare quando ha una squadraccia che ha fatto un girone di ritorno di merda con un allenatore che è più piangina del fratello, che si attacca sempre a o errori arbitrali o a problemi, infortuni e cose varie. Quindi dovrebbe solamente stare zitto, secondo me. Io invece, Grazia, ti riporto a un mio video perché ci ho fatto un video, Sì, lo sì, trovi no, l'avevo sul anche mio visto tra canale, l'altro. quindi trovi la mia risposta là, che lì l'argomento meglio. Ecco. Seter deve tornare, ahimè sì, ma io lo rispedirei subito da qualche altra parte perché sta bene dappertutto tranne che a Cagliari. Qual è stata la vostra reazione ieri quando avete saputo che Sime ha segnato l'1-1? Gioia. Io gioia Voi? perché sarebbe finito il campionato del Cagliari. Non so tu, Pietro. Io ero, non lo so, più che gioia, rilassamento. Anche perché ero al mare, mi stavo rilassando, ho letto della salvezza, mi sono rilassato ancora di più, sapendo di non dover avere il peso della partita del Milan sulle spalle, quindi cosa molto tranquilla. E Francesco fa un commento che a me fa impazzire, perché comunque il Benevento può ancora salvarsi. Vi rendete conto? Esatto, esattamente. Io ho detto una cosa nel video post partita di ieri, non so se Pietro la condividerà, però potrei anche andare controcorrente, non lo so. Però questo è il mio pensiero. Io penso che tra tutte le squadre, quella che meritasse di più la retrocessione era proprio il Cagliari, per l'organico che aveva e per la stagione che ha fatto. Così non è stato. Il Benevento, nonostante abbia vinto solo una partita nel girone di ritorno, quella contro la Juve, è ancora in corsa. Questo significa che il livello della Serie A si sta abbassando, nonostante Cristiano Ronaldo, nonostante molti giocatori siano spronati a venire in Serie A perché nelle grandi arrivano i grandi. Il livello delle medio-piccole si sta notevolmente abbassando e questa cosa è tragicomica perché ci ritroviamo in situazioni in cui squadre che fanno dei gironi di ritorno penosi si ritrovano comunque a combattere per rimanere in Serie A. Io sono curioso di sapere cosa ne pensa Pietro. Sì, sì, guarda, ieri ho guardato il tuo video e non avevo molto da aggiungere qua, ma anche perché non è la prima volta che il Cagliari si merita la retrocessione, seppur per motivi diversi. Nel senso, se fossimo retrocessi quest'anno, anche con semplici, non avrei avuto nulla per cui lamentarmi, perché non puoi con un organico del genere lottare per la retrocessione. Quindi se retrocedi è solo per una sorta di karma, ecco. Mentre era un caso un po' analogo quello dell'anno di Diego Lopez, in cui stavamo per retrocedere con una squadraccia. Quindi siamo, tra virgolette, abituati a vedere un Cagliari che per rendimento e per squadra merita la retrocessione, a discapito magari di squadre come il Benevento che sta ancora lottando. Però io mi discosto un po' da Miro, nel senso che adesso ce l'ho qua. Le critiche dei partenopei ce le ho qua e mi dispiace, ma non riesco a dare ancora speranza. Cioè, se retrocedono non mi fa né caldo né freddo. Cioè, diciamo che secondo me, a prescindere da chi retrocede, va benissimo. Cioè, è una squadra che, a prescindere, una delle due rimarrà immeritatamente in Serie A. Esatto. Questo è poco ma sicuro. The Keeper dice: Miro, il Toro all'8° monte ingaggi e per come la piazza li tratta da 2 anni meritano la B. Ma io non ti parlo di monte ingaggi, eccetera, eccetera.
Io ti parlo proprio di come si è svolto il campionato. Il Toro anche l'anno scorso ha fatto un campionato di merda, assolutamente. Però a livello di organico, penso che il Cagliari caghi in testa a tutte le squadre che abbiamo, che ci sono nella parte destra della classifica, ma anche in posizioni più alte. Però comunque ci siamo ritrovati a lottare per la retrocessione ed è per quello che io dico che avremmo meritato, sportivamente parlando, di retrocedere, perché con una squadra simile tu quelle posizioni le vedi col binocolo, non ci devi stare in mezzo. Poi, non so se ad ammazzare le squadre piccole siano gli imprenditori parassiti, stile Saputo del Bologna, o il fatto che i diritti TV non sono stati distribuiti equamente. La ripartizione dei diritti TV sono anni che se ne parla, sono anni che si vocifera di una ripartizione equa tra le squadre, però sta di fatto che varia comunque a un qualcosa di molto variabile. Non so se effettivamente i 30 milioni che vengono dai diritti TV siano spartiti proprio in maniera equa tra tutte le squadre e a qualcuna non gliene capiti di più. Però bisognerebbe fare un qualcosa per rendere competitive molte più squadre, oppure fare in modo che il calciomercato non diventi un qualcosa di esagerato con prezzi folli che è diventato ultimamente. Poi, il fratello di Inzaghi gli farà un favore contro il Torino? No, perché Lazio e Torino si stanno sul cazzo da morire. Esatto. Nessuna delle due vorrà perdere. Il Torino ha maggior ragione e la Lazio men che meno, quindi assolutamente. Giochiamo sabato alle 20:45. Perfetto, grazie Padre Pioli per avercelo fatto sapere. Mm. Tra fratelli non si fanno sgarri. Penso che la Lazio darà l'anima col Torino. Assolutamente, assolutamente. Di che tessuto sono le maglie che ha preso su KK Gold? Credo siano poliestere, cotone, non ne ho idea, non ne ho idea. Intanto ti dicono che sembri una versione moderna di Brandon di Beverly Hills. Io non ho idea di chi sia. Ma neanche Non ho io proprio rido idea. solamente per il paragone, guarda. Anzi, adesso vado anche a cercare. Vai. Intanto Marco chiede, ma Nandez resterà? Speriamo. Speriamo. Io me lo auguro. Minchia, addirittura, cioè, che cazzo. Sì, ad avere una faccia del genere o mi sono rifatto, oppure non lo so. Francesco dice comunque se si salvi il Benevento o il Torino nessuna delle due merita la A. L'unica che meritava era il Crotone ma purtroppo è scesa assolutamente. Assolutamente. Che Però poi con Stroppa Crotone giocava benissimo, tra l'altro. Non sì, vorrei dire, ma aveva veramente un bel gioco con Stroppa. e ancora di più con Cosmi. Mm, Ti piacerebbe Piontek al posto di Simeone? A me no, 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 no. assolutamente no. Simi tutta la vita, cioè. Ma veramente, ma puntiamo su Simi, io me lo auguro. Esatto. Chi speri si salvi tra il Toro e il Benevento? Sinceramente io non ho una preferenza verso nessuna delle due squadre, cioè prendo quella che rimane in Serie A, però rimango dell'idea che a prescindere rimarrà in A una squadra che meritava di andare in B. Mm. E penso che a questo punto anche tu la pensi allo stesso Sì, modo, a credo. me forse dispiacerebbe un po' di più per il Torino che scendesse, ma solamente per il fatto che sia una squadra storica, non per altro. Mm. Se vinciamo col Genoa pretendo che ordinate la maglia di Lico Giannis e a Samoa, tanto siete ricchi, ma Ma magari, quando mai? ma magari, no, no, per carità, mai nella vita, mai nella vita. Un Felipe Anderson vi piacerebbe? Perché no? Alla Lazio era un fenomeno.
Poi non lo so in Inghilterra, però è un bel trequartista. Poi Grazia ci chiede, io non ho capito la questione, un ass in Calabria sta facendo veramente bene, come mai se n'è andato da Cagliari? Tra l'altro non ho sentito Clemente Mastella recriminare nulla sul fallaccio che ha fatto click su un ass, Esatto. strano, molto strano. Comunque, la questione di un ass, ti do una mia interpretazione che poi potrebbe non riscontrare la realtà, però io gli do questa lettura. Un ass ha avuto dei problemi, ha avuto, se non mi sbaglio, una tallonite o comunque un qualche infortunio che l'ha tenuto fermo e in più ha avuto il Covid. Mentre succedeva questo, nonostante le buonissime prestazioni che aveva fatto un ass, stava esplodendo Sottil. Quindi il Cagliari ha deciso di puntare tutto su di lui. Un ass, una volta rientrato, si è visto tagliato fuori, ha chiesto espressamente di poter giocare di più. Il Cagliari ha risposto picche perché comunque ha deciso di puntare su Sottil e è stato rispedito al mittente. Quindi un ass è stato rispedito al Napoli e Napoli poi l'ha girato di nuovo in prestito al Crotone. Poi io tifo il Toro, ma è giusto che retrocediamo in B. Se prendi 4 gol dallo Spezia e 7 dal Milan, è giusto che retrocediamo. Beh, diciamo che 11 gol in 2 partite nemmeno noi ci siamo riusciti, quindi forse un qualcosina lo meritate, ecco. Diciamo di sì, dai. Ma buttare Simeone e prendere Simi è quello che ci auguriamo tutti che venga Infatti. fatto. Io e Pietro lo stiamo dicendo da prima, è il nostro desiderio. Comunque qualcuno ha scritto prima la cifra più o meno su quanto vale Simeone, da quello che so io è una decina di milioni, però tendiamo al ribasso. Allora ragazzi, siamo arrivati a un'ora di live, io mi auguro che vi sia piaciuto e che Pietro si sia divertito. Sei divertito, Pietro? Come sempre, quando Perfetto. capita sempre. Perfetto, quello è l'importante. Io spero che voi, ragazzi, vi siate divertiti. Io vi ricordo, qualora voi non siete iscritti sul canale di Pietro, cercate Pietro Pani su YouTube e andate a iscrivervi al canale. Vi ricordo che io stasera sarò in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione, dalle 22 a mezzanotte. Vi mando un bacione, sempre forza Casteddu e alla faccia delle cucurre, noi stiamo ancora in A. Ciao Ciao ragazzi. ragazzi.